Amici bellini, benvenuti a questo nuovo video. Si parla di mercato, poi dopo cercherò di fare anche il video sulla Champions League, sul Bayern contro il Lione. Per oggi devo suonare, quindi mamma mia, può essere pure che lo devo postare domani, ma comunque senza indugio andiamo a togliere il fluido.net, lo store che voi dovete sempre ogni tanto controllare perché non si sa, perché in questa zona di campo si faranno le varie possibili formazioni e faremo un pochino di ipotesi. A cosa arriviamo? Dove ci troviamo? Chi siamo? Perché se veramente la gente comincia a preoccuparsi perché ci stiamo avvicinando al ritiro e veramente non c'è niente di sicuro. La formazione attuale del Napoli, io mi sposto un pochino più di qua, vedete? La formazione attuale del Napoli, considerando le scelte di Gattuso, considerando cosa è ufficiale al momento, prevede Ospina in porta per scelte di Gattuso, però la situazione portieri è già delicata. Di Lorenzo non si muove, l'unica cosa che probabilmente è sicura, come Manolas, visto le notizie di mercato che coinvolgono anche Maksimovic, quindi Manolas è probabilmente l'unico difensore che sa di essere titolare e dietro di lui ci sarà Rrahmani, che praticamente sarà la prima riserva probabilmente per quel ruolo. Koulibaly al momento è ancora nostro, però ci sono forti pressioni del Manchester City, e Mario Rui sempre inamovibile su quella fascia perché di terzini non ce ne sono e Gulam è sempre morto. Il centrocampo, quello è il centrocampo titolare per Gattuso al momento, con Fabian, Dem e Zielinski. In alcune partite sappiamo che lui preferisce Lobotka, ma Fabian e Zielinski è uno di quei problemi di cui parliamo spesso su questo canale, perché sono un po' simili, non c'è molto filtro, non si arriva, ce la passiamo troppo tra di noi e non si aiutano nemmeno le ali più di tanto perché non fanno filtro. Allora Insigne e Politano in questo momento sono loro i titolari per Gattuso, devono per forza scendere molto e quindi diventano meno efficaci sotto porta perché devono ovviamente aiutare la difesa, e credo sia più un problema delle mezze ali che dei terzini, ma questo è un discorso che tatticamente va affrontato. Punta centrale, in questo momento io ho messo Osimhen perché Gattuso l'ha richiesto fortemente, ma sappiamo che Mertens difficilmente lascerà il posto con facilità ad Osimhen, ma Osimhen lo dobbiamo aspettare, non dobbiamo avere fretta, quindi Mertens se le giocheranno quasi 50 e 50. Ora cosa succede? Con la stessa formazione noi dobbiamo vedere cosa ci manca, cosa sta succedendo a livello di rumors anche di mercato, e quindi togliamo questa qua. I mancanti sono questi. Non sappiamo la situazione dei portieri, non sappiamo se il Napoli vuole puntare forte su Meret, non sappiamo se i due portieri accettano il dualismo anche quest'anno, e quindi si è parlato addirittura dell'interessamento del Torino per Meret e per Ospina, hanno offerto Sirigu che tiene 60 anni. Questo è uno dei primi problemi che abbiamo. L'altro problema è il secondo difensore centrale, perché se parte Koulibaly, se parte Maksimovic, dobbiamo occupare quella casella con un titolare, oltre che con una riserva. Il problema terzino sinistro, Mario Rui non può giocarle tutte. Abbiamo un problema come mezzala destra perché Allan è in uscita e quindi dobbiamo trovare un giocatore che sostituisca il brasiliano in quella zona là. Abbiamo il problema anche sulla ala destra perché c'è Politano, c'è Lozano, torna un as, ma veramente noi vogliamo puntare su questi tre? È un ruolo così importante, noi lasciamo, c'è il buco lasciato da Callejon, quindi qua veramente mi sto cominciando a preoccupare, Arriviamo alla formazione che io vorrei, perché molti mi hanno chiesto, ma tu come la vorresti al di là delle possibilità che ci stanno? Eccola qua, la formazione che io vorrei è un po' complicata e stravolge anche un pochino la tattica che sta usando Gattuso, il 4-3-3, però al momento se noi ci vogliamo giocare una seria opportunità di dare fastidio all'Inter e alla Juventus e giocarci seriamente con l'Atalanta, con la Lazio, con la Roma e con il Milan un posto in Champions League, devi rivoluzionare la difesa. Io insisto con Thiago Silva perché lo puoi pagare, credo tasse permettendo, una quindicina di milioni all'anno se lo tesseri a zero, e secondo me si può fare per un paio d'anni. Thiago Silva lo metti là e sei sicuro che hai un giocatore che ti guida la difesa, ti fa crescere Gabriel e nel frattempo poi sale anche Rrahmani e Manolas, che sappiamo si infortuna spesso. Meret, Di Lorenzo, Thiago Silva, Gabriel, Angeligno perché lo metto lì? Non è una cosa campata in aria, perché il Manchester City vuole fortemente il nostro K2 e
quindi in un possibile intreccio di mercato sarebbe una cosa possibile, anche se credo che Angeligno abbia estimatori in alto loco e quindi è complicata. Però se tu vuoi fare la formazione che io vorrei, metto quello. Non ho messo Marcelo, ho messo uno che può fare la differenza nel campionato italiano e che così. In questa formazione mia, che è un 4-2-3-1 fondamentalmente, Lobotka e Demme vanno bene come mediani che aiutino la difesa, perché in questo caso guardate che gli attaccanti non tornano moltissimo tutti, quindi devi avere due che ti sanno mantenere il centrocampo. E io metto nei tre dietro Osimhen, metto Insigne che aiuta, metto Mertens dietro Osimhen e metto addirittura Lozano in attacco. Questa è una formazione molto offensiva, dove però se tu vuoi vincere le partite, questa mi sembra di livello internazionale, mi sembra che con questa ti puoi giocare anche l'Europa League in un certo modo. Metto Lozano perché sono convinto che Lozano può fare meglio di quanto ci abbia dimostrato, e magari se si mentalizza che torna un pochino, ma non tanto, perché quella copertura la deve fare Demme, la deve fare Lobotka, deve aiutarci. Poi abbiamo Thiago Silva dietro, quindi si può fare, e Mertens e Osimhen che si alternano come prima punta, perché uno può venire indietro, Mertens come seconda, come sottopunta, sarebbe perfetto. Questa è la formazione mia preferita al momento, però dobbiamo anche tornare un attimo coi piedi per terra, e secondo me l'attuale formazione probabile che vedremo l'anno prossimo, metto il campo e metto i giocatori, è questa qua. Dico Meret perché questo si deve risolvere questa cosa, e credo che Gattuso non possa mettersi a tuzzo completamente con la società. È una mia speranza, ma credo che Meret sarà il titolare l'anno prossimo. Di Lorenzo, Manolas, Gabriel, Mario Rui. Ho messo Mario Rui perché credo che il terzino che verrà sarà una riserva o un giovane o comunque un nome che non si è fatto ancora tanto, e Mario Rui partirà ancora titolare. Lo so. Il terzetto di centrocampo al momento è questo qua. È possibile che la mezzala che arriverà sarà ancora una volta uno che potrà crescere dietro Fabian, e vedremo probabilmente più Elmas come prima scelta per sostituire uno dei due, quindi questo è ancora il centrocampo titolare. Insigne confermato, Mertens e Osimhen si devono giocare il posto là davanti, e ho messo Under per le caratteristiche col mancino, ed è uno che tira. È uno che non difende tanto, però quando vede un pochino di spazio tira in porta, e secondo me Gattuso ha bisogno di un giocatore del genere. Più di Boga, più di Bernardeschi, Under penso che abbia le caratteristiche che a Gattuso piacciono. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste ipotesi, che sono solo ipotesi, perché fondamentalmente non possiamo fare altro. Una piccola scorsa di rumors di mercato. Alan se ne è parlato all'Everton, si è parlato anche del Wolverhampton. Io leggo a memoria, non è a memoria, leggo al volo da Transfermarkt. Si è parlato anche di Dzeko, pochissimo, ma che senso ha? Io adesso ve le debanco tutte. Di Dzeko se ne parla ogni anno per tutte le squadre. Adesso si è parlato dell'Inter, adesso si parla anche della Juventus. La Roma alla fine lo conferma sempre. 34 anni, ancora fa la differenza in Serie A, sì, ma se ne parla anche al Napoli, quando il Napoli è ancora petagna. Quindi è difficile ipotizzare una cosa del genere. Gaetano, va bene, in uscita. Leao al Napoli dal Milan, non credo proprio. Abbiamo preso Osimhen che è molto simile. Dopodiché un TT, questa secondo me è stata un'idea alla Thiago Silva di qualche tifoso, ed è stato messo là, ma non credo proprio che il Barcellona se ne privi. Un as a Lione è una possibilità ancora. Romero dal Genoa al Napoli, il difensore centrale, potrebbe essere, sai, perché 22 anni, se ancora abbiamo una casella scoperta, potrebbe essere una scelta, forse magari nell'affare Lozano, che pare il Genoa sia interessato nell'affare Lozano. Nandez del Cagliari potrebbe essere una buona opportunità, 24 anni, un centrale di centrocampo tosto, quindi potrebbe essere uno di quei. Non so se è molto centrale o può fare anche la mezzala. Nel caso potesse fare la mezzala potrebbe essere molto interessante. Tutino al Crotone, Tutino è stato adesso proposto anche al Sassuolo per Boga. Lozano al Milan non credo proprio. Llorente al Parma, Llorente è stato proposto a chiunque, alla qualunque, Benevento, eccetera eccetera. Sono degli intrecci di mercato facili da immaginare, che però non sempre si confermano. Lo stesso Llorente è proposto anche a Lille, perché oramai Napoli e Lille fanno scambi una continuazione. Luca Pellegrini, terzino sinistro dal Cagliari al Napoli, ma sappiamo che è di proprietà della Juventus, non sarebbe affatto male, ma è difficile fare affari con la Juventus. Toven dal Marsiglia al Napoli, e alla destra addirittura sto sentendo che è interessata l'Atalanta. 27 anni, e non lo so, non l'ho visto giocare molto, quindi non lo giudico, ma non credo che il Napoli sia effettivamente interessato. Karnesis se n'è andato. Rashica, non lo so, se ne parla molto spesso ogni anno. Le ultime vogliono Petagna all'Udinese, ma questo secondo me se ne parlava più nell'affare De Paul o Fofana.
Fofana che purtroppo sappiamo è andato a Lens, Bernardeschi dice che non vuole venire, Yusai al Torino non capisco perché, visto che... Però là è la questione Malqui, se vogliamo confermare Malqui probabilmente Yusai andrà via, però si è detto anche che se Usai va via magari arriva Faraoni, e insomma questo ma qui di cosa vogliamo parlare? Ci sono tantissime situazioni irrisolte che non sono chiare all'interno della società, sono un po' preoccupato, devo dire la verità, non è chiaro il Napoli dove si vuole inserire in questa lotta per la Champions, si è parlato di Goulam al Cagliari, va bene, è una scommessa che il Cagliari può fare, addirittura si è parlato di Lazzar come terzino sinistro, voi ve lo ricordate, ve lo ricorderete per il gol che fece contro il Napoli nel Palermo quasi da centrocampo, un infortunio del portiere, mi pare fosse Rafael Laporta, mamma mia, solo a noi. Milik alla Roma, vari intrecci di mercato, Under oppure Veretù, secondo me sono tutte fantasie, Reguilon, Gabriel, Milik sempre alla Juventus, Maximovic in orbita a Everton, Alan offerto anche al Borussia Dortmund, deve decidere lui, anche all'Atletico Madrid, Alan ha molto mercato ovviamente, però ci devono dare i soldi che ci devono dare, non è che tu puoi... Capisci. Maximovic alla Roma, Under al Napoli, sempre in questo intreccio di mercato. Bogasi continua a dire ma non vedo un'accelerata potente, capisci? Ogni tanto si dice è quasi fatta per tutti, però nessuno la fa. E gli ultimissimi rumor del Napoli, si parla di Brecalo alla sinistra del Wolfsburg, 22 anni, non lo conosco bene, non so perché ci dovrebbe servire un'altra alla sinistra quando abbiamo Insigne e Lozano che dovrebbe essere il primo sostituto di Insigne. Si è parlato di Papastatopoulos in un intreccio dove l'Arsenal si vuole prendere Gabriel e ci danno Papastatopoulos, io là mi incazzo da morire che ti prendi il 32enne, che sì, titolare all'Arsenal, titolare a Borussia Dortmund, però a me non mi è mai piaciuto, non mi ha mai infiammato. E quindi anche Maximovic all'Arsenal per una serie di strani intrecci. L'ultimo nome che si è fatto è questo Karbownik, difensore sinistro, terzino sinistro di 19 anni della Lega Varsavia, Legia Varsavia. Ragazzi, è un macello, io vi ringrazio per aver ascoltato questo video che non mette e non toglie, perché possiamo fare delle ipotesi. Datemi il vostro commento semplicemente sulle formazioni che io ho ipotizzato, e se avete dei nomi freschi fateli, io poi li giro a Moschella che li dirà. Aggiuntoli. Da New York, Valerio Fluido è tutto.